Il Siracusa batte l'Enna e conquista la tanda agognata Serie D in occasione della finale playoff. È stata una gara vincente, quella vista e seguita al De Simone, combattuta ma sostanzialmente corretta e soprattutto dai due volti. In vantaggio con il solito Agudiac che di testa coglie il 7 sul diagonale di Cocimano ed è Colen a passare in vantaggio. Nel secondo tempo è tutta un'altra storia, infatti il Siracusa appare più deciso e anche più preciso nei dialoghi e raggiunge il pari con Belluso. Siracusa ormai lanciatissimo approfitta in pieno degli errori difensivi della squadra ospite per andare in gol con Arquin, mentre nei minuti di recupero fissa il risultato sul 3-1 il bravo Palermo. Al triplice fischio finale, tripudio con pacifica festosa invasione di campo dei supporters azzurri. Adesso le squadre siciliane che hanno diritto di partecipare al prossimo campionato di Serie D sono Aciriale, Acragas, Canicattì, Licata, Nuova Egea Virtus, Ragusa, San Cataldese, Sant'Agata, Siracusa e Trapani. Infine, in casa Acragas, in attesa che si ufficializzino i primi colpi di mercato, dopo l'arrivo del tecnico Marco Coppa, del nuovo direttore generale Graziano Strano e del responsabile dell'area tecnica Santo Russo, alla Corte Biancazzurra arriva un nuovo responsabile dell'area scouting. Si tratta di Giuseppe Lopresti, classe 82, che collaborerà sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Anche lui proviene dal città di Taormina.